Le locali dello Spazio Chiali Vision Codogné, in maglia bianca e pantaloncini azzurri, allenate da Mauro Grando, schierano Marta Uliana alzatrice, Claudia Panighello opposto, Elisa Dalmas e Elisa Dall'Armellina schiacciatrici, Eva Baldessina e Claudia De Pizzol centrali, Rossana Zaia libero. Le ospiti dell'Alba Luna Feltre in divisa azzurra, guidate da Marcelo Beatrice, giocano col capitano Valentina Feltrin alzatrice, Elisabetta Gava opposto, Beatrice Dalla Vedova e Tamara Lazzaretti schiacciatrici, Tamara Giacomini e Silvia Garlette centrali, Alessia Gallio libero. Il match entra subito nel vivo con gli efficaci attacchi dei martelli feltrini da un lato e il buon lavoro del muro trevigiano dall'altro. Gava e Dalla Vedova spingono l'Alba Luna, ma le giovani del Codogné rispondono con l'opposto Panighel e creano il break portandosi avanti sul 9-6 con l'ace di Elisa Dalmas. Il Feltre recupera sul 10 pari con le bordate di Lazzaretti e Dalla Vedova, complici 2 errori delle locali, ma il servizio aggressivo del Codogné con Uliana e Panighel mette in luce i punti deboli della ricezione avversaria. Panighel e Dall'Armellina martellano dai lati, proiettando lo Spazio Chiali Vision sul 15-11. Le locali però incappano in un blackout in seconda linea e sprecano il vantaggio facendosi rimontare sul 17 pari. Claudia Panighel sbaglia in contrattacco, non sbaglia invece la Giacomin che colpisce con la Faste sul primo tempo proiettando le ospiti sul 20-18. Le ragazze di casa lottano riuscendo ad annullare il gap con un bel attacco della Panighel seguito dall'errore di Beatrice Dalla Vedova, ma nella fase cruciale le ospiti fan valere l'esperienza della Feltrin e il potente braccio di Dalla Vedova. Il Codogné getta via altri 2 punti pasticciando con la De Pizzol e consegna il primo set al Feltre che se lo aggiudica per 25-22. Marcelo Beatrice fa entrare il giovane libero Francesca Minute al posto di Alessia Gaglio, confermando in banda Lisa Savietto, già subentrata alla Lazzaretti durante il primo set. L'avvio della ripresa vede la ricezione del Feltre in chiara difficoltà sull'insidiosa battuta della De Pizzol. La centrale Baldessin colpisce più volte in attacco e a muro, spingendo lo Spazio Chiali Vision sull'8-3. Tuttavia, come già avvenuto in precedenza, le locali non sanno gestire il vantaggio, sbagliando in ricezione e in difesa su palloni facili. Inoltre pesano gli errori in attacco della Panighel e le infrazioni in palleggio della Uliana, sostituita da Sara Lorenzon, favorendo il recupero del Feltre sul 12-11. Le centrali Giacomine e Garlette bucano la difesa locale, la battuta della Feltrin sorprende la Dalmas, il muro feltrino ferma Panighel e Dall'Armellina lanciando le ospiti sul 16-14. Il Codogné ribalta il punteggio sul 17-16, ma le trevigiane perdono lucidità, sbagliano troppo in battute e in attacco con De Pizzol e Dall'Armellina, cadendo sotto i potenti colpi di Gava e Dalla Vedova, che firma gli ultimi 2 punti del secondo set per l'Alba Luna Feltre. Coach Grando fa rientrare l'alzatrice Marta Uliana per la Lorenzon, influenzata. Le biancazzurre di casa ripartono bene grazie al ficcante servizio della Uliana e a 2 contrattacchi vincenti della Panighel, staccando perentoriamente le feltrine sul 5-0, ma le ospiti rispondono a tono pareggiando subito i conti con un pesante controbreak di 5 punti grazie alle micidiali schiacciate della coppia Savietto-Gava. Molto bene anche la giovane centrale Silvia Garlette in attacco e in battuta. L'Alba Luna alza il ritmo e fa il break avvantaggiandosi sul 10-7, gestendo quindi il margine coi primi tempi efficaci di Tamara Giacomin, ben servita dalla Feltrin. Dobbiamo dare più punti, più palloni e più appoggi al palleggiatore, ok? L'attenzione deve stare sia dalla fase di ricezione ma anche sulla copertura. La ricezione del Codogné continua a balbettare, la Panighel è murata, la De Pizzol manda fuori un attacco lanciando sul 17-11 le ospiti, che poi mantengono agevolmente un vantaggio di 4-5 lunghezze grazie ai punti di Dalla Vedova e Savietto e alle giocate d'esperienza della Feltrin. Le ragazze dello Spazio Chiali Vision provano a rientrare colpendo con la centrale De Pizzol e con la banda Elisa Dalmas, la più positiva tra le trevigiane, riuscendo ad accorciare il distacco sul 23-20. L'Alba Luna Feltre però stringe la vittoria in pugno e piazza i colpi decisivi con una bella fast della Garlette seguita dalla micidiale schiacciata dell'ottima Gava, chiudendo sul 25-21 il terzo set e l'incontro. È stata una partita diciamo abbastanza facile, solo che abbiamo fatto tanti errori, quindi siamo un po' combattuta. L'abbiamo vinta sicuramente con l'esperienza perché siamo una squadra esperta, quindi
l'abbiamo vinta su quello. Loro sono state brave, hanno fatto quello che dovevano fare, e manca l'esperienza che abbiamo noi. Quest'annata è un'annata bella, molto combattuta, perché fino adesso la classifica è molto corta, siamo in 3 al primo posto e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Noi ce la metteremo tutta, combattendo contro infortuni, influenze, tutto quello che abbiamo avuto fino adesso, e ci proveremo. Abbiamo peccato nei troppi errori, nel poco spirito di squadra, anche se stiamo comunque cercando di trovarlo, anche se siamo una squadra molto giovane e ci hanno unite solo quest'anno. Purtroppo molte nostre compagne sono ammalate e non siamo al meglio come forma fisica, però abbiamo dato il nostro meglio, ma abbiamo peccato in troppi errori. Stiamo pagando lo scotto della giovane età della nostra squadra, inoltre hanno poca esperienza di gioco, quindi quello si vede durante la partita. Oltretutto non siamo una squadra completa, siamo solo in 10, quello purtroppo non c'è l'opportunità di fare dei cambi al momento di difficoltà. Quest'anno stiamo tentando di lavorare molto sul settore giovanile, stiamo lavorando bene con l'Under 16, Under 13, Under 14, stanno facendo belle partite e stiamo cercando di lavorare per portare su alcune di queste ragazze in prima squadra.